Salute cari amici di Avva Briguccia. Oggi abbiamo un piacere di ricevere a scuola da Avva, ma mi parlano piuttosto un brama di yoga. Osì, ma non volete partire in viaggio? Yeah! Allora venite qui e i vostri compagni in due so. Sono qui. Siete qui, allora venite. Salute. Allora Osì, ditemi appena, oggi non ti assudere ma di un viaggio. Qual è che voleva un teatro con Pedro? Allora andate. E un canto che fa nu? Tu? Andate pure, subito. E latte plastiche con me? Allora andate tutti che siete aspettati nei nostri atelier, andate Osì. Ecco, ora sì che possiamo aprire le porte della nostra Fabbriguccia. Saluto, Zidè. Sapete che quasi un buliano è a lavorare, ma quando la duetto che oggi si parte in viaggio si affaccati tutti. Mi presenti questi comedianti? Allora, oggi Francine, per improvvisare, abbiamo un nostro amico Enzo, Gabriele Antò, Lilia e per compiere Paul Antonio. Allora, Zidè, le devate se valigie siete pronte a parto mica? Ah, sono più che fatte valigie. Ci tocca più casci e nostre parole in de a scatoletta magica. Questa poi mi piace. Allora, cominciamo. Allora, Osì, scegli de burro. Trinigel. Come quello che va da viaggio a Poco viaggio. Lungo come un mese di maggio. Ma bon, di un nostro drinighe lugar che porta i passeggeri di poi il 19esimo secolo. Allora, torna una parola. Spazio. Ma mi pare che oggi questa storia l'abbiamo da portare proprio lontano, né? Lontano, Francine. Non stai via di Avva Briguccia. Allora, torna una parola. Turisto. Proprio bene, quando si viaggia siamo turisti. O viaggiatori, o girandoloni. Allora, un'ultima parola. Marziano, spazio. Opi, a me mi trega di avere i costumi in Aulu. Ma come ma fa? Apriamo? Allora, piemo i costumi. Fatemi vedere. Va, ce n'è roba qui. Allora, vieni qui. Metti il burro qui. Monco una vesta così. Termini anche una gulana, da per te. Oh, così bella. Allora, spiegatemi appena, chi si basta qui? Proprio bene qui per fare marziano, Usacco. Posso fare un turista che faccia un GR, un fischio, una barretta. Io fa per un conduttore di un treno. E tu che puoi fare? Una forestiera ricchissima. Ricchissima e originale, mi pare, Pedro. Bon, allora, io becco che ho costumi messi, parole scoperte. Avete di che fa e un mina già scappa. Defanu, chi mi aspetta per cantare. A dopo, Francine. Saluto a tutti. Mia Francine. Saluto, Defanu. Vabbè? Come non mi piace da te lui canto così colorito che l'è. È magnifico, eh? Allora, sai che oggi è un tema di un viaggio e voglio sapere ciò che ti avevi scelto come canzone. Allora, se tu vuoi, cominciamo per presentare i nostri canterini? Vuoi cominciare per questo? Andiamo. Allora, abbiamo Julien, Lisandro, Luca e Inaya. Sono lì questi idee, mi pare. La más brilliante, ne va. Le muda di scidali. Allora, giusto appunto, dunque si parlava di Udè, ma che mudava qui come canzone? Allora, posto che era un viaggio, ho deciso di attivare una spassigliata in Castaniccia e ho scelto una magnifica canzone che si chiama Mio confino. Magnifica, infatti, posso rugione di Agastaniccia, è un bello viaggio che tu ci bruboni. Allora, è stata scritta da Carlo Guastali, di Biezzo Lorezza, ma questa canzone ha una particolarità. È stata registrata da Michele Cacciavera, ma di un giovane cantautore, Francesco Emanueli, che l'ha popolarizzata nelle reti sociali, non da un altro verso. Ma ti pare che ha spesso ho fatto due versi nella stessa canzone? Sai, quando è ucciso musica tradizionale così, un cantautore dà la sua maniera di cantare. Ti fai tutta l'interpretazione, allora che si fa? Allora, se ti conosci appena, se tu vuoi, a giganti. Vedi canto a Penuccia, andiamo. Allì. Se tu vuoi seguire mia mereciale mio lato, voglio farti va un giro
tra pedra giuste prado scontrerai e vistighe chi l'antica non lagado. Ah ouais, conosci, Ne riano di me. Si ne rien nous sempre, queste idee, sai. Boh, allora, chi ci propone oggi di da te? Oggi, abbiamo lavorato appena a Brunonci, abbiamo imparato la nostra canzone. Ie, E dopo ci sono due maniere di cantare, con ritmo e senza ritmo. ie. E dobbiamo scoprire infine due belle voci sideline. Ok, il programma mi piace. Allora, io vi lascio travagliare le idee. Mi ne accanto perché chi mo zide luci di l'arte plastica mi aspettano. Allora, arretroci dopo. A dopo. Allora, le idee, travagliate va. A dopo. Salute l'artista, che piace di fare l'arte plastica con voi. Allora, aiuta a presentarvi prima i nostri telespettatori. Abbiamo Clara, Lucia, Andrea e Julien. Allora, non t'audem di oggi scelto di fare travagliare non l'animale di nostre confine e ci saranno tre proposte. C'è l'altore, che è un cavallo marino e poi di noi Amouvra. Allora, prima di sapere ciò che avete scelto per travagliare, vi propongo di andare a fare un giro della tele di Uva Blab per vedere come sono stati confezionati questi animali. Oggi siamo a Uvablavo di Gorti e con Noemi abbiamo da vedere come si fa per frastagliare animali in legno. Prima, ci la introduce il nostro modello di vetturizzazione in logiciale di una macchina da intagliare il legno. Dopo ci la torna a fare misure di cartolare secondo le dimensioni della nostra tavola e con una visualizzazione di un risultato finale. Un muelle pronto. Ci tocca a mettere a tavola. Dopo a qualche misura, vediamo a tavola l'appoggio di una macchina da intagliare il legno. A tavola è fissata, la macchina può principiare il travaglio. Poca precisione. Sono quasi perfetti i nostri muelli. Un corpetto di lisciatrice si impone per cacciare sopra più di estremità. Frastagliamo un pochi di pezzi di sughero per decorare sti così belli animali di foresta. Dopo a qualche punto di incollo e un poco di immaginazione, ecco i nostri animali personalizzati. È proprio magnifico. Ora che sappiamo come sono stati confezionati, vi propongo di cominciare il travaglio. Tu chi vuoi via? Una bella mouvra. Allora, una mouvra. Tu, Andrea, chi vuoi via? L'altore. Un altare, bravo. Tu chi vuoi via, Lucia? Amouvra. Una bella mouvra. E tu, Amogara? Un cavallo marino. Allez, che è per te. Allora, Julien, perché chi hai scelto di bien una mouvra tu? Perché rappresenta la libertà in della montagna. Ah, Clara, sai qualcosa tu non ta mouvra? Io è stata tra mangia fronde, frutti. Ah, fronde e frutti. E poi di no? E poi di non mangiare l'erba marrone. Ah, e chi sapete, Dorna? È endemica, voglia di che la campa qui in Corsica. È endemica, campa qui in Corsica, ma non solo. Campa anche nei nostri vicini di Sardegna. Lucia, chi sai tu di noi, non ta sa mouvra? Esogorni sottamontoni. Esogorni sottamontoni, guardate qui. E a misura che le crescono, vede, si intorciuleggiano. Allora, potete cominciare il travaglio. Guardate, davanti avete per lavorare fronde, pezzi di legno, pezzi di carta, sughero. Ah, poi cominciate. E poi di noi i feltri, non vi scordate? Potete pigliare le idee. Allora, per decorare tutto questo, pigliate burro e madeira. Allora, che pido? Che è? E uso a u. Allora, e poi, allez, continuiamo. Sapete che ci empie tutto l'animale, ci la colorisce. Potete anche pigliare madeira, per esempio, usoizi, potete già coloriscerlo. Così, perché li hanno pigliato l'altore. E cominciate. Tutto ciò che è più, così potete adobrare i feltri prima di cominciare a gola. Ah, chi fai tu qui? Lucia, cerchi anche tu appena di incolla, che hai messo qui? Una bella fronda.
e un pezzo di legno, brava. Poi ti piace di noi veltri, eh? Allora, vai burro. Scusate, Mi senti di qui al teatro che rimuscio che li faccio, non lasciatemi stare a sette. Di becque. Allora, lavoriamo un po' di noi, sto girandolone che rimane da un gerva. Vai burro. Oh, Po. o Un face che cula. o face che cula. A te, pa o Gervin. Beh, ma qui di noi possiamo lavorare in un accento, no? Allora. Pesa assai, sto zacco. Pesa sai, cu. So stanco morto. So stanco morto. Beh. Allora, è il chef di gara che può muovere. Allora, è sempre così, un chef. Rinculade! Rinculade, chi sa vicino a un treno. Chi sa vicino al treno. Allora, ricominciamo appena sti ruoli. Allora, ribia tu. In 2 sera. In 2 sera quello treno. Mo di duga. In 2 sera quello treno. Un'ora d'aspetto. Tu, inglese? Scusate, non avete mica visto passare il DGVS? Oh, scusate, non avete mica visto passare il TGV. Sto stanco morto, ne posso più di portare sto zacco. Oh, o stanco morto, non posso più di portare o zacco. Bravo. Allora, chi piace qui per incollare è vostre forme? Per esempio, per un legno e per la carta, chi dovrà come incolla? Chi dice? In legno. A gola al legno, bravi. E poi, per incollare usura, che hai biado? O pistole a incollare. A pistola incollare, allora fate caso a un mettere in ide che vi può incollare ide, che è prudente. Allora, oside, Julien prima ha scelto a muovere, abbiamo capito perché, e tu Andrea che hai scelto? L'altore. Ah, hai scelto l'altore, ma perché chi l'hai scelto saltore? E perché o signore è di montagna. O signore da montagna, ma sapete di noi che è un animale raro e protetto. E chi sapete dove non sta saltore? Allora, ti già il concerto rosso. A Lucione così fa già ancora paura. Ma sapete di noi che ciò che lo mangia all'altore, Clara? Mangia muovere. Muovere? Ossa di muovere. Ye. Gapre e pecore morti in montagna. Gli mangia tutte le osse. E poi chi fa con l'osse? Andrea, chi fa con l'osse l'altore? Una volta che la piade? E poi lascia casca l'osso da 50-100 metri per poter sciappare. Lascia cascare l'osse, così si spezzano tutte e si può mangiare, è più facile. Ma è anche intelligente, saltore, ne? Allora, coloriamo appena. Ma sentite come li cantano, Voglio farti fa un giro in tra giusto e prato. Aspettate. Scontrerai le spighe che non ci hanno ragato. Aspettate appena. Ore. Saranno chiamata ricchezza di natura, pulone di gustiera, su giardina di verdura. Aspettate. Uso gasta in fonduto, li da fonte friscura. Bravi zitelli. Ora, abbiamo giocato in maniera ritmata e poi mi seguidati. Se tu vuoi seguitarmi a marciare al mio lato, voglio farti fa un giro tra giusto e prato. Scontrerai le vistighe che non ci hanno ragato. Aspettate. Ore saranno chiamata ricchezza di natura, pulmone di gustiera, su giardina di verdura. Uso gasta in fonduto, li da fonte friscura. Bravo zitelli. Allora, Osidi, ci manca un terzo animale per essere confine. Abbiamo parlato di l'altore, abbiamo parlato di amore e ne manca uno. Quale suo è?
o cavallo marino. Clara, o cavallo marino. Allora, tu hai scelto questo animale, ma sai di qualcosa non questo animale, giusto appunto? Chi È sai? un pesce, ma non è mica fatto di scale, è coperto d'armatura. Allora, infatti, su pesce di particolare una mica scaglia è ricoperto di placche d'osso che gli serve per armatura. Brava, di bera. Allora, buona idea. Mentre continuate a ostro goro, io vi propongo di andare droit a nostra bella giornalista Lucia che ci va a scoprire un anziano orco imperiale a ponente di Marocco, a magnifica città di Marrakech, con i moschee, i musei e i giardini. A te, Lucia! Marrakech è davvero una bella città. Cognumata città rossa, per via di suo colore che non troviamo in ogni luogo. Mi piace a battere da Medina, un centro storico, e mi gampo a spaziare per Sizuc in un artigianato colorito incanta lo sguardo. D'altronde, sapete ciò che è un souk di un mercato in dove potete trovare tutto ciò che voi ricercate. Ci ritrovate tutta l'ambienza di un Marocco, con tutta sta gente qua a risa. Ma non vi sbagliate, che l'aspetto moderno è bello presente. Basta dire appena per cascare in palazzi di lusso in dove artisti d'Awa si possono esprimere. Avete capito che Marrakech permette di scoprire belle sorprese, facendo bassi bene tra il passato e il presente. E a cucina di noi ci faccio viaggiare in due tempo. I sapori antichi della cucina maroccana si maritano con i sapori cucinari pronti a fanasce piatti nuovi. Vi lascio, cari amici, che mi fermo attorno a tante cose a bere in sul luogo che discede a tutti i sensi. A presto, Francine! Allora, Lucia, tutti questi belli colori, dunque c'è un turchino, che colore è che? Un rosso, qui c'è un LED. Allora, facci vedere un piano di lavoro, biglielo. Guarda, due idee. Fate vedere il vostro lavoro, così. Tenitelo. Allez, così, fate vedere il vostro lavoro, Giulian. Ah, Giulian, c'è ancora dappertutto, eh? Allez, facci vedere. Mi. Pare un ragno. È magnifico il vostro lavoro. Ed è lavorato proprio, mi sono campata a fare l'arte plastica con voi. Ma ho idea, mi tocca andare a ritrovare i vostri compagni di teatro. Ma raccomando, non scappate mica, che è il nostro ritratto da va. A vedeci! Allora, ho idea. Boh, tutti questi costumi come li so belli. Siete pronti? Avete avanzato un ruolo? Ah, mo avanzato proprio, E sai, Francine, mi piacerebbe anche a fare un ruolo. Si pronta tu? Ma ti sicuro? Allora, siamo personaggi che aspettano il treno, d'accordo? E dunque abbiamo qui il nostro marziano. Abbiamo la nostra forestiera ricchissima. E originale. E originale. Abbiamo il nostro girandolone che entra da un ger. E abbiamo il nostro chef di gara. Allora io, so mica, ma io mi piacerebbe fare un vecchietto che aspetta il treno. E tu? Allora posso pigliare il treno anche un po', no? Mica male qui. E andiamo a vecchietto. Ma sarà anche più facile di andare fuori di un sistema usurare che di andare a marzo, Baccalà per Corsica. A sappia che erano fortissimi questi idee, allora. Allora, mostrateci ciò che avete fatto. Andate pure. Avevamo da aspettare assai, dopo ad una corrispondenza con Gianna di l'Alba. Oh, Gianna di l'Alba, un bello gruppo di contemini. Mi piace come stai piaciuto. Gianna di l'Alba è una stella, Mrs. Margaret. Margaret, mica Margaret. No, ma qui parlo come va che è spagnolo. Sono forti, Ma sai, Francine, sono un po' timidi. Io ti dico, Francine è la nostra amigaccia e poi di teatrina anche là. Mettiamo appena di più energia. Siete pronti? Allez, voglio avere tutta questa energia, andiamo. Avevamo da aspettare assai, dopo ad una corrispondenza
corrispondenza con Gianna dell'Alba. Oh, Gianna dell'Alba, un vero gruppo di contadini. Mi piace quella mustacciuto. Gianna dell'Alba è una stella, o Mrs. Margaret. Margaret, mica Margaret. Non ma qui parlo come va che spagnolo. Oh, also scenetta mi piace troppo. Allora, sai che noi dobbiamo fare? Sì. Abbiamo con noi. Ah, andiamo. Ci devo dire, come noi siamo. Allora, come dici tu? Avevamo da Ai, aspettare. Avevamo da aspettare, torna, sai, ad una corrispondenza con Gianna dell'Alba. Gianna dell'Alba, un bello gruppo di cantarini. Oh, a me mi piace quella mustacciuto. Ma Gianna dell'Alba è una stella, oh, Mrs. Margaret. Oh, Margaret, mica Margaret. Ma qui ci di che perdo Zoladine, parlano tutti come vecchi spagnolo. Oh, sì, cristiani, non li supporto più. E poi chi si dice, donna? Si comincia con qui. Umanità, bella roba. Ah, l'umanità, bella roba. La muvata o dello mica? Sì. Bon, abbiamo un'ultima volta, ma ora mettiamo salute. appena di scimizia. Allez, andiamo. Ribia burro. Uno costume, allez, A voi. vai burro. In due dirà quello dren, un'ora gaspetto. Oh, una bella cup of tea in the train. Oh, una bella capatina di cena, wa. Ouais, mais infine, ma già riposa appena. Mais infine ma da riposa. Aio, chi sa fa caudren, rinculade. Oh. E tu poi, a momenti abbiamo anche la corrispondenza con Gianna dell'Alba. Era ora, a 6 ore, sono andata a Gianna dell'Alba. Oh, mi piace quella mustacciuto. Gianna Dell'Alba c'è una stella. E sono in serga. Così mi sono campato. Che bello viaggio che abbiamo fatto tutti insieme. Ma ora mi tocca andare a trovare Fanou e compiere farmi una bella canzone, ma raccomando, state qui che ci abbiamo da fare un bello ritratto tutti insieme. A dopo! Aspetta, ma Francine. Mi sento cantare, si drawaia, e a chi ne siamo ora? Eravamo tra che finisce la nostra terza strova. Ah? E mo sto a prima, a seconda, con ritmo senza o ritmo. E ora finimo a terza. Allora, continuiamo. Oggi deli. Oggi vemo zona. Yeah? Yeah, andiamo. Volta Verso il mare, ripigli autocammino e scerai una carota e accompagni un destino. Via piena di amica chi si deve qui vicino. Hai visto come non parlano un furia? Beh, Elisi, gridano meglio che a me. Bon, prima da parlato di un affare. Yeah. Ti voleva scoprire due belle voci sideline. Ah, mi driga. Luca, vuoi cantare prima strova? Ah, In aia dopo tu seguiti. E dopo canteremo tutti insieme. cantate abbastanza forte, eh? Allez, Luca, a te. Se Tu voli seguirmi a marciare al mio lato, voglio farti fa un giro in trappe tra giuste prato. Scontrerai le stighe che non ti ha dragato. a te, Ognaia. Orezza la nuccia amata, ricchezza già dura, polmone di corzighera, su giardino di verdura. Uso castagno fonduto, li dava frutta e frescura. Allez, riviamo insieme. Acqua corrente L'acqua su dalla sera alla madre, il vero San Pedrone, a punta gigante. Poi da me ritroverai le luci e tre fontane. Aspettiamo appena. Portali verso il mare, Ripigli autocammino e sceglierai la carota e aggiungi un destino. di
Sia piena di gianica, che si deve vicino. Ecco. Mi sono campata, che Anch'io. belli che hai avuto. Oggi stava Briguccia a dire veramente tremenda e voglio ringraziare la maestra Agnese Giovannai per il aiuto e ora siamo pronti quasi a Sara e Borte di Sava Briguccia per oggi e vi propongo di andare a ritrovare Pedro e i nostri commedianti che ci aspettano e tutta la squadra di noi di latte plastica per idratarci. Andiamo, Zidè. Allora, venite, andiamo a farci un bello idrato. Siamo pronti per su selfie? Andiamo, allez!